La giornata era filata liscia, la sera molto meno. La riapertura di buona parte di osterie locali ha richiamato in centro a Treviso, ma anche a Conegliano e Castelfranco, centinaia di giovani e giovanissimi che hanno creato assembramenti più o meno numerosi a ogni lato della città. Il comune aveva annunciato una linea morbida, il lavoro dei vigili doveva mirare alla sensibilizzazione, non alla repressione, ma il Covid pazienza e comprensione non ne ha e ci vuol poco a scatenare nuovi focolai. Situazioni come quelle che mi sono state segnalate e come quelle che ho visto con i miei occhi non saranno più tutelate, quindi la polizia locale potrà anche intervenire anche a supporto delle attività commerciali, perché capisco anche le difficoltà delle attività poi di gestire i propri clienti, però ci vuole un atteggiamento responsabile da parte di tutti. Ho visto gente senza mascherine, ho visto gente che aveva alzato anche un po' il gomito, quindi ripeto, ieri è stato il primo giorno, oggi siamo già al secondo e il mio scopo è quello di tutelare la salute della mia comunità e quindi se sarà necessario siamo disposti a valutare anche delle chiusure temporanee degli ambienti che non rispettano le regole. Il pensiero va istintivamente a quegli esercenti che, ritenendo impossibile evitare situazioni del genere, hanno preferito non riaprire ieri e che di fronte a queste immagini si sentono oggi penalizzati due volte. Già dal pomeriggio la polizia locale ha annunciato controlli severi. Il sindaco ribadisce che passi l'entusiasmo del primo spritz con gli amici, ma le scene da movida devono finire qui. L'avviso ai naviganti: bene la riapertura, siamo tutti contenti di tornare a vederci, a bere anche un aperitivo, però non approfittiamocene, perché la bontà e la disponibilità dell'amministrazione non deve passare come un messaggio fuorviante che in realtà mette a rischio poi la salute di tutti i cittadini.